L'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan non è più deputato. L'Aula di Montecitorio ha votato con 388 favorevoli, 40 contrari e 7 astenuti la sua decadenza dopo il parere favorevole della Commissione. Galan è attualmente agli arresti domiciliari per il suo coinvolgimento nella vicenda delle tangenti per il Mose. L'Aula della Camera ha esaminato il caso in serata. L'ex ministro di Forza Italia è stato condannato dopo aver patteggiato alla reclusione di 2 anni e 10 mesi e alla confisca dei beni per 2,6 milioni di euro. Per questo è scattata la decadenza prevista dalla legge Severino. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di un primo passo che porta alla liberazione del Veneto dalla cattiva politica. Ultimo, pensiamo che Galan addirittura ha fatto ricorso contro la sua decadenza. È veramente senza dignità e si conferma per quello che è, ma non c'è problema. Noi continueremo ad opporci per ridare civiltà e ridare la parola ai cittadini. La Procura della Corte dei Conti di Venezia intanto ha chiesto la condanna di Galan ad un risarcimento danni per 5 milioni e 200 mila euro, sempre per il caso Mose. La Corte dovrà decidere in merito nei prossimi mesi.